Quinta corsa premio Fausto Casalboni, un confronto per ottimi soggetti anziani, 1 Barnaba Baba, 2 Dubai Jet, 3 Conan OP, 4 Dynagrif, 5 Dolomite VF, 6 Bandito Ben. L'autostart che prende velocità, si ritrae, Dolomite VF, galoppa Bandito Ben. Partiti. Dynagrif nei confronti di Conan OP, poi Dubai Jet, quindi Dolomite VF, ha sbagliato anche Barnaba Baba. Si è ripreso in coda Bandito Ben, che però ha regalato un bel bonus. Conan OP va a chiedere, ottiene strada da Dynagrif. E così Enrico Bellei passa a condurre nei confronti di Manuel Pistone, che ha azzeccato il lancio e poi lasciato sfilare il favorito. Si tiene la posizione da secondo in corda, 15-1 il lancio. Terzo rimane Dubai Jet, che precede Dolomite VF e Bandito Ben. Se ne vanno 400 metri in 34. All'avanguardia Conan OP nei confronti di Dynagrif. Terza posizione per Dubai Jet, che precede sempre Dolomite VF e Bandito Ben. Fila indiana, ora ritmo blando, 47-1 addirittura i primi 600 metri di corsa sul piede dell'1.18,5. Conan OP che continua a guidare a ritmo molto blando per la categoria. Dynagrif segue seconda volentieri. Terza posizione per Dubai Jet, che precede sempre Dolomite VF e Bandito Ben. 31,9 il secondo quarto di gara, segno che non c'è interesse di nessuno a far implementare il ritmo. Prova la sortita esterna Dubai Jet, 1.18,2 il primo chilometro. Michele Raimo, come nell'ultima occasione, sposta gli ultimi 600 metri, viene all'esterno del battistrada. Conan OP in questo caso, che per il momento ribatte agilmente, 14,1 la retta di là. Dubai Jet all'esterno di Conan OP, in corda Dynagrif, guadagna di dentro Bandito Ben, perché è andata a fare la seconda pariglia Dolomite VF. Quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo, in vantaggio Conan OP, nella sua scia c'è Dynagrif che prova a spostare, ma Conan OP ora cambia marcia, se ne va dai rivali, sprinta bene Dolomite VF insieme a Dynagrif. Conan OP che vince al minimo dei giri nei confronti di Dynagrif, che è seconda. Al terzo rientra bene Dolomite VF, 28,2 ad arrivare. 1.15,3 il ragguaglio cronometrico per il facile percorso di testa di Conan OP. Enrico Bellei al quick double sia come guidatore che come allenatore, e quick double anche per Olga Torres Esperanza, che fa il doppio da proprietaria. Il 6 anni da mago d'amore Catch the Wind ritorna al successo, cost to cost vincente da netto favorito per Conan OP ed Enrico Bellei.